fare un omaggio a Venere, visto che Ancona è legata al mito di Venere, ma Venere soprattutto come rappresentante del femminile, della prosperità, della bellezza, dea delle acque, anche per onorare, soprattutto per onorare le donne che hanno affrontato il mare, come si sente parlare molto in questi ultimi periodi, per trovare pace e armonia. Nella modellazione dell'argilla ho comunque voluto rendere la sensazione fisica di quello che è la fusione tra il corpo e l'elemento dell'acqua, perché comunque l'acqua fa parte è l'elemento che dà la vita a tutti noi e alla terra, insomma, quindi è l'elemento più importante di cui abbiamo bisogno. Infatti la materia è mossa e si fonde con il corpo di questa Venere. Ho voluto rappresentare un'unione fra cielo e mare per opera dello spirito di una donna che comunque nasce, cresce e che si sviluppa all'interno di questo rapporto fra cielo e mare soprattutto. È un discorso è un pochino astratto, però comunque collabora. E nel frattempo l'idea della donna, che potrebbe anche essere tipo un gabbiano che vola, anche un ramo su una spiaggia abbandonato, e comunque tutto nasce dalla donna. E la nascita che la donna porta avanti, e che quindi anche il mare e il cielo fa parte di questo. Una donna che dietro c'è il mare, può essere la moglie di un pescatore, posso essere io, può essere una donna che è triste, nel tempo di tempesta ha guardato il mare, che rappresenta anche un po' la sua rabbia, la sua tristezza.